motivazioni, naturalmente è una sentenza che non ci piace, non ci convince. Quello che posso rilevare per il momento è soltanto una cosa: l'irrisorietà della sanzione che è stata applicata, anche in relazione alle richieste del pubblico ministero, che è stato un colpo al cerchio e uno alla botte perché non ce la si sentiva di prendere una decisione più forte. Non lo so, vedremo. Il suo assistito non c'era, non è mai mancato, manca adesso. Manca adesso perché è un'attività che non richiedeva supporto difensivo, diciamo, no? C'era soltanto da stare ad ascoltare. Perché parla di irrisorietà? Il pubblico ministero aveva chiesto 6 anni, sono stati dati 4 che corrisponde più o meno al minimo della pena, è una pena che per noi avvocati rappresenta una pena che ha un valore perché è una pena soglia oltre la quale scattano misure detentive, quindi mi sembra proprio una pena che voglia individuare una soluzione di compromesso, che non ci appaga naturalmente. Adesso voi cosa fate? Aspettiamo le motivazioni e poi appelliamo, anche perché ci sono altri passaggi della sentenza sulla base dei quali vorrei capire se l'imputazione ha tenuto e fino a che punto. Però bisogna leggere la motivazione. E questa questione dei 221 milioni di Esatto, è confisca? proprio quello a cui facevo riferimento. Non so se ha retto tutta l'imputazione, ha retto una parte, probabilmente questo potrebbe essere indice di un qualcosa che circoscrive, perimetra meglio l'imputazione. Cioè lei dice che non hanno avuto il coraggio di assolverlo perché politicamente, tra virgolette... Era una situazione sicuramente mediaticamente molto pesante, soprattutto così. Sentivo commenti anche da parte vostra sulla soluzione di compromesso. Per noi non è compromesso, però insomma, il dato della pena l'avete sentito pure voi. Insomma. Cioè per lei non è una cosa sbagliata rispetto a quello che dicevate stamattina, non c'è, confermate stamattina, qua si è voluto, come dire, costruire ex post una ricostruzione. Evidentemente il Tribunale è di diverso avviso, altrimenti non avrebbe pronunciato una sentenza di condanna. Però ripeto, il dato che colpisce è che una pena già abbastanza contenuta in sede di richiesta del pubblico ministero è stata drasticamente ridotta. Cosa si aspetta? Dove ha atteso la sentenza? Non lo so, penso che sia tornato a casa, abbiamo pranzato assieme, poi lui è tornato a casa. Va bene, me lo fate avvisare per cortesia, grazie. Sanzione irrisoria. Qualche giornalista diceva prima una situazione climaticamente pesante non uscirà mai con una sentenza d'assoluzione, non perché la giustizia non l'avrebbe voluto, ma perché le condizioni climatiche non lo consentivano e quindi si immaginava quale poteva essere una soluzione di un colpo alla botte e uno al cerchio. La sanzione così bassa, entro i 4 anni, che assume, dicevo prima ai vostri colleghi, un significato particolare diciamo, per noi tecnici, perché è una sanzione che non comporta un'esecuzione di un certo tipo, potrebbe essere la soluzione di compromesso. Naturalmente non ci appaga, ecco. Sicuramente in appello riusciremo a ottenere qualche soddisfazione in più. Ci arriverete in appello, non arriverà prima la prescrizione? No, presumo che arriveremo in appello, tranne il reato, questo qua che si prescriveva, che abbiamo evitato la prescrizione consentendo un rinvio, poi gli altri non si prescrivono certamente. Senta, Consoli non ha mai mancato delle 32 udienze perché non c'è adesso? Non c'è perché ha sempre partecipato, non era venuto neanche alla prima udienza, forse neanche alla seconda, ha sempre partecipato alle udienze in cui c'è l'attività istruttoria per cui era necessario il suo contributo.